Napoli, subito, come ti chiami? Livio. Livio, sei di Firenze o sei... Sono di Sesto Fiorentino, però mi piace il Napoli, quindi lo tifo. Come è andata questa partita? Almeno hai visto il gol di Kvara, clamoroso. Sì, comunque meglio delle altre volte. Ho visto un grande miglioramento, anche dal punto di vista morale. Addio all'Europa, però ora è ufficiale purtroppo. Allora, alla Conference non credo. Alla Conference no, però se la Fiorentina vince andrà in Conference e noi resteremo fuori totalmente dall'Europa. Quindi, però ormai la stagione è fallita, anche se andiamo in Conference, non credo sia una competizione per noi. Io ti ringrazio e ti lascio andare, vedo che tuo padre ti aspettando. Arrivederci, buona serata. Forza Napoli. Come l'hai vista questa partita? Un gran gol di Kvara? Dai, un bel gol di Kvara, una bella Fiorentina, si sono accontentati del punto, dai. E noi abbiamo già vinto l'anno scorso, ci siamo un po' accontentati. Mi dispiace che il Presidente ha detto la Serie C dell'Europa non gli piace, perché la conferenza non è da disprezzare. Vero? È italiano col posto di Calzona? No, non mi piace, non mi piace. Io ho 28 anni, vivo a Firenze, italiana non mi piace. Chi vorresti? Non lo so, però non italiano. Italiano è troppo difensivo. Grazie. Piccolo, che vuole dire? Forza Napoli. Sempre, comunque vieni pure tu, vieni. Ecco. Come ti chiami? Mi chiamo Sebastien e oggi abbiamo fatto una bella partita e secondo me noi avremmo vinto e siamo molto bravi e sempre Forza Fiorentina. Grande, ciao Sebastiano, buona serata, grazie anche alla papà, penso. E dicevo, ci sono pochi tifosi del Napoli, ci sono, però ciao, venite qua, venite. Voi tifosi viola o tifosi azzurri? Uno viola e uno napoletano. Ah, quindi padre e figlio immagino. Sì. Ah, quindi figlio napoletano e padre. Com'è questa storia? Dimmi un po'. Perché io ci capisco nulla di calcio e lui sì. Ah, tu come ti chiami? Niccolò. Niccolò, invece il papà? Fabio. Fabio, allora chiedo prima a Niccolò, un gran gol di Kvara, almeno questo, l'hai visto dal vivo, almeno Sì. questo è una soddisfazione. Sì. Che dici? Lui, bisogna ripartire da lui. Sì, dai, sì, L'avete tenuta stavolta. No Fabio, e invece testa ad Atene e basta? Cioè, A Atene stasera- e basta, si va solo a Atene noi. Vabbè, e direi che forza Fiorentina tutta la vita ad Atene, speriamo che la Fiorentina vinca questo trofeo finalmente. E forza Napoli, no? Forza Vio Napoli. Viola Napoli. Forza Vio Napoli, sarebbe la meglio per tutti. Bene, grazie calcio. Fabio, grazie a Nicolò. Ragazzi, venite qua. Su YouTube, Calcio Napoli 24. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Michael, Michael? Massimo, Da dove venite? da Carpi, provincia di Modena. Ah, quindi avete fatto una mini trasferta Una mini anche trasferta, voi. E eravate in tribuna centrale, nessun problema. Nessun problema. No, rispetto all'anno scorso che fu un delirio contro Spalletti, non so se vi ricordate. Si salva solo la magia di Kvara o... Sì, diciamo che se ne andai tutte quante, però cioè un po' la difesa scandalosa, sì, la magia. Vabbè, il rigore pure qua, cioè che... Non si vedeva Ha toccato tanto. palla, però diciamo comunque abbiamo rischiato tantissimo. Abbiamo rischiato, sì, abbiamo preso anche un palo. Sì. Comunque Secondo te della difesa chi è che l'unico che può restare? Se ne è solo uno o anche più di uno? secondo me Ostigard è bravo, Ostigard, però bisogna affiancargli qualcuno di potente. Abbiamo sempre avuto Koulibaly, Kim, giocatori di calibro. Raul Albiol. Albiol. E tu invece da dove bisogna riprendere questa rifondazione? Dove deve nascere? Dalla difesa, da portiere, da cambiare, Anche per centrocampista, tutto praticamente. attacco vabbè. Se poteste dire una cosa ad Aurelio De Laurentiis, che gli direste? Grazie per l'anno scorso, però abbiamo voglia di tornare a vincere e non di fare queste figuracce, sicuramente. E prendici un allenatore con le palle e non racchettapalle, grazie. I vostri preferiti in merito all'allenatore? Conte. Spalletti. Spalletti che era presente qui, non so se l'avete Sì, visto, sì, c'era l'ho anche visto. Dominichini. Sì. Avete avuto modo di salutarlo da lontano? Sì, Un abbiamo grande salutato, mister. sì, ci ha salutato. E lui cordiale, sì, come ci ha sempre. salutato. E l'ultima, se il Torino domani sera vince contro il Milan, il Napoli è ufficialmente decimo. A me fa tanta amarezza onestamente. Beh, non penso che vinca. Speriamo il che Torino. vince il Milan. Vince il Milan. Ragazzi, buon ritorno a casa. Buon ritorno, ciao. Ciao.